La Grande Guerra ha consegnato alla storia la figura di alcuni eroi, persone che hanno compiuto gesta incredibili. Uno di questi è sicuramente il vittoriese Alessandro Tandura. Alessandro Tandura nasce a Serravalle di Vittorio Veneto il 17 settembre 1893. È tenente degli Arditi ed è il primo paracadutista al mondo impegnato in azioni di guerra. La sua storia di soldato inizia a 21 anni, nel 14, quando si arruola volontario. Sul fronte occidentale già imperversa la Prima Guerra Mondiale. Alessandro Tandura è un uomo d'azione, la guerra ce l'ha nel sangue. In 4 mesi diventa caporale e nel 1917 viene scelto per il corso sottufficiale di fanteria. Ma la sua carriera militare ha 2 importanti pause. L'inizio delle ostilità sul fronte italiano lo vedono impegnato in prima linea sul Carso. Lì però subisce una ferita gravissima all'avambraccio che lo terrà fermo per circa un anno, fino al 1916. Successivamente però viene assegnato alle retrovie perché le sue condizioni di salute comunque non erano buone. Tandura non è però uomo da retrovie e nel 1917 chiede di essere riassegnato alla prima linea. Ma di nuovo si ammala gravemente e viene ricoverato. Bisogna notare che doveva essere stato davvero debilitato per meritare una prognosi del genere, in un'epoca nella quale i medici militari facevano di tutto per rispedire in trincea i feriti e i malati nel più breve tempo possibile. Ancora una volta Tandura rinuncia alla convalescenza e chiede di tornare in prima linea. Ottiene il trasferimento nel leggendario Corpo degli Arditi e nel 20° reparto d'assalto partecipa a tutte le azioni sul Piave. Nel 1918 Alessandro Tandura, dopo mesi di strenui combattimenti, si trova relegato nelle retrovie, all'ufficio informazione del comando d'armata. Ma proprio quando la guerra sembra concludersi per lui in maniera anonima, il fatto gli darà una seconda grande possibilità. Il tenente colonnello Dupont, comandante dell'ufficio informazioni, lo fa chiamare e gli chiede senza tanti giri di parole se si senta di offrirsi per una missione segreta. Noi abbiamo bisogno di gente che si infiltri tra le fila del nemico per osservare e riferire. Il compito è estremamente difficile, non glielo nascondo, ma io li conosco gli ufficiali veneti. So quanto stia loro a cuore di prendere la rivincita di Caporetto. Tenente Tandura, si sente di accettare quanto le propongo? Alessandro Tandura naturalmente accetta. Dopo aver vagliato diverse ipotesi alternative, si decide che raggiungerà la zona sinistra del Piave, venendo paracadutato sul Sarmede. Da lì raggiungerà a piedi Col Visentin, farà la sua zona operativa e, mischiandosi tra la popolazione, inizierà la sua azione di spionaggio.
Alessandro Tandura non nasconde le sue perplessità. La proposta l'ho letta, è bellissima, però il paracadute all'epoca non è uno strumento molto utilizzato. Pensate che i piloti cominciavano soltanto allora ad averlo in dotazione. L'esercito italiano proprio non ne aveva, pertanto il lancio di Tandura sarebbe stato un lancio fatto per la prima volta senza possibilità di averlo provato prima. Il lancio viene programmato per l'8 agosto 1918 da un aereo biposto da bombardamento. Eseguito il lancio, l'aereo proseguirà il volo, bombardando alcuni obiettivi, così da dissimulare il reale scopo della missione. Tandura era seduto su uno scomodo sedile ribaltabile, collocato di spalle all'equipaggio e con i piedi penzoloni nel vuoto. Con una fune era legato al paracadute, situato in uno scomparto sotto la fusoliera. Da quella posizione aspettava il momento in cui il pilota avrebbe tirato una leva e aperto la botola. Quella notte infuriava un temporale, tale da far perdere la rotta all'equipaggio. Credevano infatti di essere sopra Sarmede, in realtà stavano sorvolando San Martino di Collo Umberto. Arrivati alla quota prestabilita, 1500 metri, il maggiore Barker tira la leva e fa precipitare Tandura nel vuoto. Come egli stesso racconterà: le orecchie sono straziate da un sibilo che mi devasta il cervello, l'incubo dei sogni orribili, ma subito ho l'impressione di essere sollevato, di tornare in su. Alzo gli occhi e vedo il paracadute aperto. La pioggia mi sferza il viso. Oso guardare in basso e vedo strade e campi che riddano in un'altalena infernale. Mi smarrisco, perdo i sensi. È un attimo. Ad un tratto, colpito fortemente al petto, mi trovo a terra, con le gambe all'aria, lanciato nel vuoto da circa 1500 metri di altezza, ora caduto in un vigneto, mentre infuriava il temporale. Grazie ad Alessandro Tandura, gli italiani avranno il grosso vantaggio di affrontare il nemico con la coscienza di cosa si troveranno di fronte. La patria non si dimenticherà di Alessandro Tandura. Alla fine della guerra gli verrà assegnata la medaglia d'oro al valor militare per i servizi resi. A Vittorio Veneto, al Museo della Battaglia, c'è una sezione che è dedicata all'eroe Alessandro Tandura. In via Caprera, al Civico 129, si trova la casa natale di Alessandro Tandura. Ma ritorniamo al 1918, a quei 3 fantastici mesi avventurosi che Alessandro Tandura ha passato oltre le linee nemiche dopo essere stato paracadutato. Darà informazioni preziosissime, organizzerà atti di sabotaggio, verrà anche catturato per 2 volte dagli austriaci. Una volta riuscirà a scappare addirittura gettandosi da un treno in corsa. Durante quest'opera di spionaggio, Tandura si impegna in un compito non richiesto ma importantissimo, e cioè quello di dare dignità ai tanti soldati fuggiaschi, disertori, che dopo Caporetto non sono riusciti né a rientrare a casa né a raggiungere le fila del comando cui facevano parte.
Molti giovani devono la vita a questo piccolo grande uomo proprio per le testimonianze che gli ha portato ai vari comandi. I giovani non erano infatti dei disertori, anzi, come lui testimonia, sotto la sua organizzazione hanno formato delle vere e proprie bande armate che sono state di supporto ai militari italiani, stando alle spalle degli austriaci e sabotando treni, deragliando treni, ferrovie, rubando munizioni. Durante la battaglia di Vittorio Veneto, le tante bande costituite da Tandura stringeranno gli austriaci in una morsa creata a sud dalle avanguardie dell'esercito italiano e a nord, appunto, dalle bande. Nella sua opera di spionaggio e di raccolta informazioni, Tandura fu coadiuvato dalla sorella Emma Tandura e da Maddalena Petterle, sua futura moglie. Il loro aiuto e il loro supporto fu talmente importante che si meritarono la medaglia d'argento al valore militare. Nel 1964 Vittorio Veneto dedicò ad Alessandro Tandura la caserma che vedete alle mie spalle, che fu dismessa nel 2013. Attualmente si sta discutendo su che futuro dare a quest'area. Finita la Grande Guerra, la vita del soldato Tandura continuò prima in Somalia e poi in Eritrea, dove perse la vita nel 1937. Il destino gli impedì di partecipare al secondo conflitto mondiale. Vi partecipò però il figlio, Luigino, che perse la vita nel 1944. Faceva parte della brigata Osopo. Gli venne conferita la medaglia d'oro al valor militare. Qui in Piazza Flaminio si conclude il nostro racconto su Alessandro Tandura. Ardito, paracadutista, spia, una vita da film, una vita da eroe vero.